Eccoci con Bortolami nella scia di Bugno, Acassio da Silva. Siamo all'ultimo chilometro con Giovannetti in prima posizione, poi Zaina. Siamo all'ultimo chilometro, c'è stato un attacco dell'australiano Hodge, è sempre Giovannetti in prima posizione, in seconda posizione c'è Zaina, in terza c'è Da Silva, in quarta posizione vediamo Bugno. Attenzione, un altro uomo della Gatorade, Chateau Dax, che si porta in testa, e Tebaldi. Gli uomini della Gatorade nettamente al comando, ha anche Bartolami nelle primissime posizioni, la maglia gialla di Hodge nelle primissime posizioni. Eccoli ormai ai 150 metri, c'è anche Chiapucci che sprinta. Attenzione, c'è Bugno in testa. Allora Bugno poi alza le braccia mentre